SFMR, sigla che sta per Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, ovvero un insieme di servizi connessi alla mobilità, tra cui il fatidico orario cadenzato dei treni, entrato in vigore in Veneto nell'autunno 2013, ovvero una realtà che da un quarto di secolo ha legato il proprio nome ad un grande studio di ingegneria con sede a Monselice, Bassa Padovana, incaricato dalla Regione Veneto dopo una tribolata vicenda di ricorsi contenziosi ed una serie di arbitrati legati al contratto di affidamento dei lavori finora realizzati nel triangolo geografico compreso tra le province di Treviso, Castelfranco, Venezia, Mestre e Padova. Ma è una storia davvero infinita che poteva forse considerarsi conclusa a giugno con la definizione dell'ultimo contenzioso e l'ennesima sentenza sfavorevole a Palazzo Balbi, dopo l'ulteriore estenuante trattativa, come spiegano i vertici dello studio padovano, che aveva portato ad un accordo destinato soltanto ad una ratifica da parte dell'ente pubblico, mai avvenuta al punto di arrivare al lodo che ha messo letteralmente KO la regione. Apriti cielo con la campagna elettorale per le regionali 2015 di fatto già cominciata e con un'amministrazione veneta ferita dopo il coinvolgimento proprio dell'assessore alle infrastrutture e mobilità Renato Chisso, una nuova tegola su Palazzo Balbi piuttosto pesante in termini economici. E parlando di soldi pubblici, si tratta dei nostri soldi. La nostra richiesta era di circa 25 milioni, a cui si aggiungono appunto danni e interessi, che si va a finire così intorno a 30 milioni. Ecco, poi ci sono altre partite che non sono oggetto di arbitrato, ma che rappresentano i crediti della normale attività, di cui speriamo che sia anche riconosciuta l'esistenza e che sia provveduto al loro pagamento. Lo studio di ingegneria padovano vive di riflesso una situazione occupazionale difficile, con 50 unità licenziate su 160 ed una cassa integrazione in deroga per il resto del, sottolineano i dirigenti, qualificato personale. Una situazione difficile dunque, che ha indotto i vertici ad uscire da quella discrezionalità, sostengono, che avevano sempre cercato di rispettare. Ironia della sorte, l'incontro è avvenuto all'indomani della sottoscrizione del protocollo firmato a Roma che consente alla Regione Veneto di estendere l'alta velocità alla città di Vicenza lungo il tratto Verona-Padova, alta velocità direttamente collegata al sistema metropolitano. Sono due sistemi complementari rispetto ai quali l'SFMR rappresenta il servitore delle stazioni di alta velocità in modo da portare i viaggiatori che hanno bisogno di questo servizio a lunga distanza e raccoglierli per portarli alle destinazioni nel territorio del Veneto. Infine un'annotazione sul famoso orario cadenzato dei treni. È uno dei cardini del sistema metropolitano ferroviario regionale. Colpa del ripetutamente citato studio padovano? No, perché, spiegano i suoi responsabili, è stato escluso a favore di Trenitalia, con gli esiti non proprio entusiasmanti di questa recente organizzazione del traffico su rotaia in Veneto.